È un forte appello alla pace a far sì che tacciano per sempre le armi, stop al genocidio in Palestina, quello che arriva da Venezia e dal Veneto, in campo Santi Apostoli, lungo Strada Nuova a Venezia, il flash mob promosso dall'Associazione Articolo 21, con il supporto dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e del Sindacato dei giornalisti veneti. L'azione per protestare e dire no contro il massacro dei civili di circa 250 croniste e cronisti locali uccisi a Gaza per aver documentato gli orrori della guerra. Perché i giornalisti sono le vittime assieme alla popolazione civile, perché sono testimoni scomodi, sono testimoni che mostrano la vera faccia delle guerre, che sono solo morte e non risolvono i conflitti. Ci sono morti a Gaza per colpa dell'esercito israeliano, ci sono morti e minacciati a Gaza per opera dei terroristi di Hamas. Chi fa la guerra non vuole che questa guerra venga testimoniata, è per questo che a Gaza hanno ucciso più di 250 giornalisti che volevano testimoniare quello che succede in quel paese. Gaza è un territorio chiuso alla stampa internazionale. L'esercito israeliano quindi sta uccidendo tutti i giornalisti locali, uno dopo l'altro, per impedire, per togliere alla gente il diritto a sapere quello che sta avvenendo. Era presente al sit-in anche la CGIL. Tra i partecipanti ha fatto particolarmente scalpore il caso dell'eurodeputata Cristina Guarda, identificata a Ronigo dopo aver esposto una bandiera della Palestina durante il passaggio del Giro d'Italia. Non si vuole permettere che si racconti quello che sta avvenendo, la strage in corso. In contemporanea a questa iniziativa, anche a Sopace Venezia ha promosso ai giardini della Biennale all'Arsenale una manifestazione cui hanno preso parte circa 70 persone per chiedere lo stop al genocidio con bandiere della Palestina e lenzuola bianche.